Buon amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive gratuite delle ore 16 nei migliori gruppi Face. Quindi in questo momento il vostro Marietto sta aspettando quelli che vogliono collegarsi. Mi attacco anche al gruppo della famosissima ormai e immancabile Paola Chiarilli e aspettiamo i nostri amici. Intanto vado a vedere anche se si vedono, perché l'altra volta giustamente io non vedevo come si dice, le persone che scrivevano, quindi voglio vedere se effettivamente sono in linea e riesco a vedere le persone. Vediamo un po', sì, sento che sono in linea, mi vedo già 4 persone, sarebbe buono se poteste ad esempio scrivere un ciao, un saluto al vostro Marietto, così che intanto posto anche questo video su altri canali che sono contenti di praticamente condividere. Vediamo un po' d'agio, condividiamo questo, aspettiamo ancora un pochettino che ci siano persone che vogliono fare domande, io ci sono, ricordatevi le Sibille, e chiaramente il pendolino. Vedete? Faccio pure le domande che tra un po' arrivo, adesso sto piazzando la live. Vedo già Pierluca e Milena. Fate pure le domande se volete, che intanto sto piazzando il link per poter dare la possibilità a più amici di visualizzare questa live delle ore 16, dalle 16 alle 16:30. Ormai sapete che il vostro Marietto fatto. Bene, penso di aver fatto tutto. Eccoci qua. Bene, vediamo se ci sono già delle domande. Salutiamo intanto Milena, che vedo, Pierluca e Maurizio Antonio. Maurizio vuole vedere se sta andando bene il suo lavoro intorno, però Maurizio avrà bisogno della data di nascita. Milena, io vorrei vedere se si vede un buon lavoro per me. Milena, un lavoro professionale, penso, Milena, è del 71. Allora, prima iniziamo con Antonio e vediamo un po' il suo lavoro interiore, come va sia con il circuito e sia con le sibille. E poi vediamo Milena e poi Mara, e se avete delle domande, io non sono qui, sapete, fino alle 4:30. Bene. Iniziamo con il nostro Maurizio Antonio, che è del 70. Del 70 e fa questa domanda: se il suo lavoro interiore sta proseguendo. Sì, bene, no male, Ho sentito una piccola vibrazione sul palmo della mano. Sembrerebbe di sì, Maurizio Antonio, vedo dei miglioramenti, altro che miglioramenti. Proviamo con le sibille se tutto sta andando nella direzione giusta per Maurizio Antonio del 1970. Vediamo un po'. Sibille, ditemi se il lavoro interiore di Maurizio Antonio sta avendo un buon proseguio. Ah. Falsità e gran consolazione. Allora, queste carte stanno a indicare? Stanno a indicare che c'è della, come si dice, volubilità e c'è un attimino di grandi aspettative. Quindi qui è una via di mezzo. Il gatto sta a indicare anche, in questo caso qua, non solo falsità, ma anche, in un certo senso, nuove, ambizioni, nuove opportunità in questo caso qua, e vedo che che stai in un certo senso aspettando quello che hai seminato, Maurizio Antonio, si vede proprio. Vediamo un po' su 7 carte. Superbia, denaro, il nemico, artista, messaggero, la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queste sono delle belle carte perché vedo si parte Maurizio Antonio un pochettino
alla grande qua, superbia, denaro, sembra che il lavoro che stai facendo è molto buono. Attenzione che c'è qualcosa, qualcuno che magari ti vuole frenare, però vedi, artista sei tu, messaggio è ancora un messaggio buono, arriverà da tutto questo lavoro che stai facendo, anche se c'è un nemico, però il nemico in mezzo a due carte, il tuo nemico interiore lo stai vincendo perché vedi c'è denaro e artista e in mezzo è il nemico interiore, questo non è proprio un nemico fisico, no? Quindi io direi che quello che tu stai facendo per te stesso è molto importante e riceverai dei messaggi molto probabilmente non da te stesso, però vedi, sono delle carte estremamente positive lette così. Sembra proprio che sei sulla strada giusta perché questo denaro che sta a indicare matrimonio vantaggioso, ma è un matrimonio vantaggioso con te stesso, stai facendo le cose giuste e il tuo amico, il nemico interiore lo stai sconfiggendo, no? E vediamo che queste comunicazioni molto probabilmente comunicherai anche con una donna oppure il tuo lato femminile, perché stiamo parlando del tuo interiore, sarà in accordo con te stesso, perché è chiaramente una domanda molto particolare da fare con le Sibille, però io qui non vedo carte negative se non questo nemico che sta a indicare che stai vincendo il tuo nemico inferiore con un grandissimo impegno. È superbia, in questo caso qua, che viene seguito dal denaro, che è il massimo dell'unione, e poi dal nemico che è in mezzo all'artista sta a indicare che il tuo nemico interiore lo stai battendo perché è qualità, e molto probabilmente vedi qui amore non è inteso come qualcosa in un certo senso di lungo corso, ma è proprio una fiammata di positività. Quindi io penso che meglio di queste carte non ti potevo uscire per il tuo lavoro interiore che stai facendo. Bene, quindi Maurizio Antonio sei sulla strada giusta. Bene, vediamo la prossima domanda. Prossima domanda. Vediamo un po' se riesco a vederla. È di Milena, Sei sulla retta via, sì, Maurizio Antonio, sì, sì. Allora, Milena, io vorrei vedere se si vede un buon lavoro per me. Vediamo un po', Milena. Ah, Milena, sì. Allora, se si intende un buon lavoro professionale, presumo, eh? Quindi facciamo subito per la nostra Milena, del 71. Indolino, dimmi se vedi qualche miglioramento per Milena del 71. Sembra stagnante la cosa, sembra un pochettino stagnante, però stagnante ma non troppo. Vedo che il pendolino prende un po' di slancio. Beh, allora io direi che per il momento sembra un po' tutto stagnante col pendolino, ma vediamo un po'. Oh là là, allegria, è una carta sempre positiva, però facciamo per la nostra Milena, vediamo se si vede qualcosa di meglio per la nostra Milena, un lavoro per lei, che sia gradito anche a lei. Sibille, ditemi per Milena se si vede un lavoro positivo. Conversazione amatrice. Beh, Milena, io vedo che tu stai parlando o hai parlato molto con tante persone per migliorare la tua qualità e sei molto positiva, Milena. Vedo che sei molto positiva e queste sono due carte estremamente positive per il lavoro. Vediamo un po'. Belvedere, speranza, sacerdote, gran consolazione, bambino. E allora, Milena, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, io non ho tolto le carte negative, perché alcune volte, non sto scherzando, però voglio dire, alcune volte viene quasi la tentazione di toglierle per essere positivo, ma invece qui ci sono tutte le carte negative, ma in questa stesa no. Allora, ti vedo che stai guardando nel passato e sei molto speranzosa. Non so se qui è qualcosa di a livello giuridico oppure è qualcosa che per il lavoro sta a indicare che sei anche sicuramente una persona corretta, ma vedo che stai pensando
a qualcosa che è passato, che era interessante. Qui sono una, due, tre carte molto speranzose. Però cosa vedo? Questo sacerdote qui sta a indicare che sei anche una persona molto corretta e magari ti sei raffreddata un po' con la speranza, però io vedo qua una, due, tre, correttezza, grande volontà, speranza e magari qualche piccolo rimpianto per qualche lavoro che non hai preso o qualcosina che mh, insomma è sempre legato alla speranza di migliorarti in ogni caso. Poi cosa vediamo qua? Vediamo un colpo di scena, Milena, eh? Bambino, che è sempre una carta positiva, che sta per far nascere qualcosa, superbia, qualcosa di grande, e poi boom, questo è il boom. Questa è veramente una carta topica, vuol dire che molto probabilmente riuscirai a trovare un lavoro che sarà adatto alle tue qualità e ti porterà anche molta felicità, cioè ti porterà qualcosa di positivo. Qui ti vedo molto speranzosa, sempre le prime quattro carte, ragazza o signora di grande valore, grande rettitudine, e poi vedo che nascerà sicuramente qualcosa molto esagerato, diciamo in senso positivo, che ti darà sicuramente qualcosa di nuovo come lavoro. Quindi molto probabilmente non è per domani, ma molto probabilmente il tuo tipo di lavoro migliorerà moltissimo, la tua qualità di lavoro, e vedo anche buoni guadagni. Qui sì, questa è una carta per te. Bene, sì, 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 Milena, vai tranquilla che le carte e le sibille parlavano così. Bene, andiamo avanti. Vediamo Maurizio. Mio Ara, vorrei sapere se troverò un lavoro migliore per me. Anche, ma siete d'accordo con la Milena allora? È del 67. Poi saluto Francesca che fa una domanda, Pamela ancora c'è e poi il Milena. Sto cercando da fare dei concorsi. Ah sì, ecco Milena. Comunque, se quei concorsi di Milena, molto probabilmente sei sulla strada giusta, perché ci sono uscite delle belle carte. Vediamo un po', torniamo indietro e vediamo la nostra Milena. Abbiamo fatta Mioara Coman vorrei sapere se del 67 se il lavoro un lavoro migliore. Vediamo un po' la nostra Mioara. Si troverà un lavoro migliore. Il pendolino, insomma, è lì, è lì, è lì, è lì, 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 e poi guardate un po' cosa fa. Per Mioara si troverà. È lì che balla, più sul sì sul no, però per il momento non rilascia dichiarazioni il nostro pendolino. E vediamo se invece qui la nostra Sibille ci aiutano a capire per Mioara se troverà un lavoro del 67. Chiamole bene. La Mioara troverà un lavoro migliore per lei. Giovane fanciulla e gran signore. Beh, qui sembra Mioara che qualcuno ti voglia aiutare e non so, sono due carte un pochettino positive, tante positive, e sembra quasi che ci sia qualcosa di fresco in arrivo, di giovane, un lavoro forse giovane. Vediamo un po', vediamo un po' cosa dicono. Deliranti, omaggi preziosi, denaro, il nemico, amica e manicure. Boh, Ioana, allora, qui la situazione è un po' così. Allora, sembra quasi che il lavoro buono debba arrivare, però c'è questa carta qui che sembra che magari ti hanno promesso qualcosina, ti hanno fatto vedere qualcosina come si dice, sembra che delle persone ti abbiano detto qualcosa di un lavoro molto probabilmente, o ti diranno qualcosa di un lavoro interessante. Però sembrerebbe quasi fatta, però vedi che vedo un nemico spuntare, qualcuno che vuole mettere il bastone fra le ruote, perché vedo due carte estremamente positive, però sono dentro due carte estremamente. I deliranti è sempre qualcuno che dice qualcosa di troppo, che non tiene mai la bocca chiusa, che esagera sempre. Quindi
qui sembrerebbe che ci sia un miglioramento. Poi però vedo spuntare un nemico, no? Una persona che ti metterà forse i bastoni fra le ruote. Poi cosa vediamo? Un'amica che ti cercherà di aiutare in questo momento difficile per via del lavoro, e poi ti vedo malinconica. Allora, vedi, Miara, qui la situazione è così: parti con una carta difficile e arrivi con una carta difficile. Sembra quasi quasi che in mezzo ci siano dei miglioramenti, no? Ma che poi qualcuno freni, tiri il freno a mano, no? E quindi la cosa potrebbe avere dei risvolti teoricamente positivi, ma purtroppo, vedi, partiamo un pochettino titubante, con gente che parla, dice cose non vere, magari promette cose, poi un nemico che ti bloccherà, e poi vediamo, anche se c'è allegria, perché un'amica cercherà di sostenerti molto probabilmente, tu sei malinconica. Quindi molto probabilmente avrai un aiuto di un gran signore, però per il momento la cosa è ancora ferma, vedi? Non credere se qualcuno ti promette mare e monti, ecco Mara. Resta, ci sarà solo un'amica che cercherà di aiutarti molto probabilmente. Ci sarà gente che ti racconterà delle favole, ma non crederci. Quindi per il momento penso che è ancora tutto, per il momento, è stazionario. Poi nei prossimi 6 mesi magari sicuramente ci saranno dei risvolti. Vediamo la prossima. Vediamo la prossima. Francesca. Vediamo la nostra Francesca. Se Matteo del 77, la nostra storia andrà avanti. Grazie. Allora, vediamo un po' se ci sono altre domande. La Milena dice che ho detto delle cose, ma è vero Milena, non le ho dette io, le ha dette Sibille. Purtroppo io quando vedo le Sibille che non dicono cose, invece le tue erano estremamente chiare. Bene, andiamo a vedere un po' la, aspettate, la Francesca. La Francesca dice 9864, se Matteo la storia andrà avanti, del 77. Allora, Francesca del 64 e Matteo del 77. Se la storia di Francesca del 64 con Matteo del 77 andrà avanti. E sembra quasi che ci sia qualcosina, Francesca, sembra quasi che ci sia qualcosina che freni. È un sì, un no, un no, un sì, non si capisce bene, non è né un no deciso né un sì, sembra quasi più che tenda al no, ma è come se avesse il freno a mano questa situazione. Adesso guardiamo un po' le sibille. Eh, Adesso, chiaro, sapete anche voi che senza fotografia e nome e cognome l'attendibilità arriva al massimo al 60-65%, chiaro. Però diciamo che agganciandoci già alla scia energetica di questo nome con la data di nascita, si vede già che c'è un propenso al no quasi, però alcune volte si sembra quasi un tiramolle, ma vediamo un po' nei prossimi mesi fra Francesco e Matteo come va. Amica e vedovo. Allora, certo, adesso Matteo magari potrebbe essere vedovo, però diciamo che lui ha dei rimpianti. Ha dei rimpianti, adesso la domanda era specifica su Francesca Matteo. Allora, il Matteo ha dei rimpianti e poi vedo un'amica. Non so se i rimpianti sono per un'amica o per la Francesca, adesso andremo a scoprirlo, perché vedo che lui sta guardando al passato e sta pensando a una persona, e qui è uscita l'amica, e quindi io non vorrei che il nostro Francesco stia pensando a qualcuna. Ecco perché il pendolino faceva così. Poi gelosia, fedeltà, fortuna, stanza. Ma cosa succede lì? Cara Francesca, qui le sibille spiffrano tutto. Allora, qui in questa coppia c'è una grande forza di unione, ma grande amore anche, grande passione, fortuna, la stanza, sono 3 carte bomba, una dietro l'altra.
e vedo un pelino di gelosia, vedo un pelino di gelosia, forse c'è qualcuno che è un po' geloso, però io vedo che la cosa è solida, Francesca, vedo che la cosa è solida e fortunata, caspita, tre carte così, e c'è anche passione, o ci sarà passione, vedo che queste tre carte qua sono della tua parte. Poi vedo te che sospiri, perché entra in scena qualcuno che vorrebbe, non so se è una persona che in questo caso qua vuole fare uno sgambettino, però l'abbiamo già vista che all'inizio sto Matteo sta guardando al passato, ma però fra voi due, a parte un pizzico di gelosia che magari è tua, Francesca, non so, o sua, però vedo che un po' di gelosia c'è. E poi, appunto, perché vedo questo Matteo che guarda un pochettino al passato e sta pensando a un'amica. Però quando guardiamo voi due vedo grandi e belle carte, belle fedeltà, che è l'unione più forte, più interessante, più intrigante che c'è in unione, la fortuna, la stanza che vuol dire anche molta passione. E poi qui c'è una cartina che mi sta a indicare che ti vedo sospirare, tu sei un po' in apprensione. E poi il finale è glorioso perché abbiamo un viaggio, o voi farete un viaggio o ci sarà un piccolo cambiamento. E il punto di domanda è qua, a questo fra 6-7 mesi, perché sapete che le Sibille riescono al massimo ad arrivare a 6, 7, 9 mesi massimo. Quindi diciamo che per il momento, Francesca, la cosa sembra molto ben messa. Sembra, però attenzione che c'è qualcuno di voi due, ma penso il vedovo, cioè la carta del vedovo è sempre qualcuno che guarda nel passato con rimpianti verso un'amica. Comunque, alla tua domanda, io direi che ci sono tre carte eccezionali, un pezzettino di gelosia che ci sta sempre e nel futuro ci sarà o un viaggio che farete assieme o un cambiamento. E qui ti vedo sospirare, sei un pochettino in ansia per questo, Matteo, però qui ci sono tre carte che stanno a indicare che insomma c'è molta passione lì. Via, o ci sarà molta passione. Quindi sì, per il momento la storia presumo che vada avanti con della passione, anche se Matteo molto probabilmente ha qualche pensiero retro. Andiamo avanti, la nostra Pamela. Allora, Pamela ci chiede se per lei ci sarà una relazione stabile nei prossimi mesi. Pamela è dell'81. Vediamo un po', la nostra Pamela. Vi ricordo che se non riesco a rispondere tutto, abbiamo anche le sibille gratuite di Hildegard domani sera alle 21:30. Oppure ci sono sempre io alle 16 domani. Vediamo un po' per la nostra Pamela se avrà una relazione stabile nei prossimi mesi. Ah, sembra proprio di sì. Sembra proprio di sì. Sembra che stia ingranando la relazione stabile. Vediamo un po' sulle sibille cosa ci dicono. La simile per la famiglia, eh? Mille ditemi se la famiglia avrà una relazione stabile nei prossimi mesi. Gran Signore e Lado. Beh, qui sembra quasi che l'uomo c'è, l'uomo c'è, però sembra quasi che voglia fare un po' le cose di nascosto per il momento ancora. L'uomo c'è ed è anche una persona, diciamo, di gran valore, però per il momento sembra che voglia fare un po' le cose clandestine. Potrebbe essere anche inteso che si vuole allontanare, non credo, perché è un gran signore. Quindi molto probabilmente ammalato, giovane fanciulla, amica, stanza, bambino, speranza. Allora, qui com'è la situazione? Vediamola bene. Allora, sembra quasi che bisogna mettere a posto qualcosina con questa relazione un po' che sembra quasi clandestina. Io non dico niente, le sibille hanno spifferato questo. Sembra che voglia essere tenuta nascosta, però bisogna metterla a posto. Ci potrebbe essere una giovane fanciulla o una cosa giovane, nuova, che entra in scena, e però devi stare attenta, Pamela, a una che non so, gira intorno con un coltello, un po' birichina,
È un po' birichina perché non so cosa voglia fare con questo coltellino, però la tua relazione vedo che c'è passione, no? E poi ti vedo speranzosa e sta per nascere qualcosa. Quindi la domanda, nei prossimi mesi sarà stabile? Vedi, il bambino vuol far nascere qualcosa che il gran signore voleva tenere nascosto. Quindi, riassumendo, qui stai mettendo a posto qualcosa perché c'è malattia, cioè quindi c'è un periodo un pochettino, giustamente come dici te, la relazione dobbiamo stabilizzarla. C'è una nemica e magari c'entra in scena una, non dico concorrente, ma dico una giovane fanciulla. Però con il gran signore c'è passione, qui c'è passione e sta per nascere qualcosa di stabile, perché la domanda di Pamela era sulla stabilità nei prossimi mesi. Stiamo parlando di 6 mesi, massimo 9 mesi. E ti vedo molto speranzosa. Però quando si parla di queste unioni, no? E quando c'è il domestico, bisogna tenere presente che il domestico acquisisce anche la forma di una persona importante. Quindi io qui vedo una, due, tre, quattro carte bomba e diciamo che i prossimi mesi, i prossimi giorni non sarà proprio brillante la cosa, perché il Signore vuol tenere nascosta un po' clandestina la cosa, molto probabilmente. Però vedo che c'è un piccolo blackout dovuto molto probabilmente a una new entry o molto probabilmente a qualcosina di simile, ma poi vedo grande passione e sta per nascere, tu sei speranzosa e sta per nascere qualcosa di importante che sembra quasi dovuta sempre al gran signore che qui acquisisce una forma di persona importante. Quindi io direi di sì, qualcosina nascerà, Pamela, qualcosina di veramente, qui c'è la stanza, qui c'è passione, oh, qui non è che nascerà un bambino, il bambino sta a indicare, Pamela sta a indicare che molto probabilmente nascerà qualcosa di passionale, ecco, passionale che chiaramente alla domanda se porterà stabilità direi proprio di sì. Però attenta che gironzola una nemica, però alla fine vedo che ce la fai, speranza, tu tieni botta, guardi bene. Sì, direi di sì, ma non subito, per il momento bisogna ancora stare tranquilli, no? Però alla fine poi la cosa si enfatizza, diciamo. Andiamo avanti. Allora, Milena, Anna, buongiorno, sono Antonella del 64 con Luigi 59. Ci può essere una storia? Bene. Allora, la nostra Anna chiede se con... Dopo mi raccomando, sapete che potete cancellare domande per privacy, Vediamo un po', faccio l'ultima domanda, rispondo alla Anna perché è l'ultima, non so se riesco, perché ho detto mezz'ora, vediamo un po' se riesco per la Anna, se riesce a Antonella, cioè Anna sopra ma Antonella sotto con ehm, allora Antonella 64 con Luigi del 59. Se ci può essere una storia, Allora Antonella del 64 con Luigi del 59, se ci può essere una storia. E ci può essere sì. Ci può essere sì. Adesso guardiamo se fra Antonella del 64 e la nostra e il nostro Luigi del 59, se ci può essere una storia seria chiaramente. E fortuna è delirante. Qui Antonella attenta, perché qui sembra quasi che guarda che quando esce questa carta qui a questa domanda al taglio non è proprio positiva. Sì, fortuna sì, però deliranti sempre qualcuno che dice non dice, fa delle biricchinate. Vediamo un po'. Belvedere, amore, buono. Gran consolazione, messaggero, lettera.
Eh, allora, e il pendolino aveva visto giusto. Guarda qui che storione che esce fuori. Questo qui viene fuori una love story. Antonella, qui sta per nascere una love story. Vedo te che sei molto speranzosa. Scoccherà la passione, l'infatuazione, schioccherà proprio il top, diciamo, no? Diciamo che qui fra un po' andrete in brodo di giuggiole, e non esagero, no? Perché queste sono carte forti, e tu o lui soprattutto stravede, vedo che stravede, e grande comunicazione fra voi due, di tutto, quindi le MSM, SM, EMAI, chat, il telefono, di tutto, videoconferenze, di tutto e di più vedo qua. E grande passione e poi la storia c'è. Vedi, questa è la carta più importante nelle love story. E poi omaggio prezioso, insomma, più di queste dovrebbe esserci qui anche lui con me, sto Luigi per confermare, ma è così. Le carte di Sibille dicono che ci sarà, e tu sei molto speranzosa, però attenzione alla partenza perché ci sarà molto probabilmente qualcuno che cercherà di frenare. Bene, cari amici, ho fatto 30 minuti, scusate un attimino, 30 minuti con voi, grazie di essere stati qui. A chi ha fatto la domanda e non può essere Pamela, scusa, rispondo a Pamela, sì, la nemica esce sempre. Allora, cari amici, ricordatevi, domani alle 4:16 io sono ancora qui, mezz'oretta. Se eventualmente volete dei consulti, 20 euro, 45 minuti, pagameli solo su PayPal. Vi ricordo che se no ci sono domani alle 16 e domani sera il The Guard alle 21:30 nel suo canale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.